Sono le 11:15 del 6 agosto. Ieri pomeriggio l'ENAC ha annunciato la riapertura del Terminal A dell'aeroporto di Catania. Non sappiamo quando tornerà a essere pienamente operativo, ma mi auguro che ciò accada immediatamente. In questi 20 lunghissimi giorni dal momento dell'incendio, la città e parte della Sicilia orientale è stata messa in ginocchio. Affittacamere, albergatori, ristoratori e tutto un indotto di una città e un'isola che vivono prevalentemente di turismo hanno patito un duro contraccolpo. Le recensioni negative di migliaia di passeggeri frustrati non sappiamo quali riflessi avranno, ma certamente ci indurranno a compiere delle azioni mirate per riscattare l'immagine dell'isola. Ma la questione è anche un'altra. Il comune di Catania e la città metropolitana detengono il 13% delle quote della società che gestisce l'aeroporto. Di fatto, come sindaco dei due enti, non ho potere alcuno, se non quei pochi come la convocazione dell'assemblea dei soci di cui mi avvarrò nei prossimi giorni. Ma per pretendere il rispetto dei doveri da parte dei cittadini, le istituzioni, per apparire credibili e ridurre le distanze tra chi decide e coloro per cui conto decide, devono assumersi le proprie responsabilità. E spesso, in un mondo di relazioni, per riavvicinarsi, per ricucire un rapporto, basta fare un passo indietro e sapere chiedere scusa. Io, da quella notte dell'incendio, trascorsa interamente in aeroporto a assistere ai passeggeri, credo di avere fatto tutto quello che rientrava nelle mie possibilità, suggerendo anche specifiche iniziative per allegare i disagi dei passeggeri mai messe in atto. Io non penso di avere colpe, ma sono socio di chi ha la responsabilità di gestire l'aeroporto e so che chi è parte di qualcosa che non ha funzionato deve comunque avere l'umiltà di chiedere scusa, specie se non lo fanno altri.